Positivi a domicilio 25.653, ve l'ho dato prima il dato, no? 451 sono sintomatici dei 25.653, vuol dire che il 90, facciamo la rotondiamo, il 98% dei positivi in questo momento in Veneto sono asintomatici a domicilio. Del resto, questo spiega un andamento un po' particolare in questa fase, no? Se voi vedete abbiamo una crescita esponenziale dei positivi che è giustificata non solo da un'infezione presente e quindi ci mancherebbe il negazionismo non ci aiuta a curare e a risolvere questo problema, però è pur vero che l'alta quota di positivi che noi intercettiamo in virtù di una fase di testing importante, perché si va sui 30.000 tamponi al giorno, è chiaro che il trend è un trend dove i ricoveri stanno andando in maniera accelerata e riprendono un po' quella curva di marzo, no? Con quell'inclinazione di marzo. Quindi diciamo la curva esponenziale ed ha un incremento simile a marzo. Nei ricoveri in area non critica, quindi sto parlando di terapie intensive, scusatemi, sto parlando di infettive, pneumologie, eccetera. Le terapie intensive crescono, ancora non sono assolutamente con una curva impressionante o importante, non hanno assolutamente la pendenza della curva e l'ascesa di marzo. Al momento però noi non abbiamo nessuna informazione di misure nazionali. Guardate, io ho parlato con il Ministro ieri, stamattina presto, ma non abbiamo parlato di questi temi. Ma guarda, io ti confermo quello che dico da sempre, non ho nulla da dire. Peraltro vorrei ricordare che non trovate una mia dichiarazione dal 21 febbraio, per cui continuate a lavorare su quello che io non ho mai detto.